gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani, bentornati, bentornati. Bene ragazzi, il post partita di Napoli-Torino, una vittoria secondo me, per me meritatissima, assolutamente meritata da parte del Napoli, prestazione per me ottima da parte del Napoli che chiaramente ha dimostrato la superiorità con un Torino chiaramente molto in confusione, chiaramente molto in difficoltà in questo periodo. Il Torino è la sesta sconfitta consecutiva per il Torino, chiaramente non riesce ad uscire in questo momento di crisi come siamo riusciti forse ad uscirne noi. Napoli che quindi è riuscito a portare a casa i 3 punti, per me una prestazione ottima come ho già detto. La terza vittoria consecutiva per Gattuso in 3 partite. Era da un po' di tempo che il Napoli non riusciva comunque a vincere 3 partite consecutive, quindi finalmente 3 vittorie consecutive importanti, e quindi Napoli che fa 3 vittorie su 3. Fortunatamente siamo riusciti a vincere anche questa con il Torino, meritatamente per me. 3 punti fondamentali per l'Europa. Per quanto riguarda la prestazione delle pagelle, Ospina un 6,5 perché un 6,5 per Ospina, perché comunque sul gol di Edera, quello il gol finale del Torino, il 2-1, comunque per me lì ha sbagliato, ed Ospina doveva rimanere fermo, e forse il colpo di testa era centrale e quindi non sarebbe entrata la palla. Di Lorenzo un 6,5 perché è un inaspettato gol, il gol che ha fatto valere il 2-0, un gol importantissimo, perché probabilmente senza il gol di Lorenzo non saremo qui a fare il commento probabilmente. Quindi grazie a lui un 2-0 che poteva mettere in cassaforte, meno male che comunque Edera il gol del Torino l'ha trovato al 91esimo nel finale, quando comunque la partita era quasi finita e Napoli comunque si era rilassato nel finale, quindi probabilmente questa distrazione ci sta, però chiaramente in partite importanti come quella di giovedì con l'Inter non ci dovranno essere distrazioni del genere, perché poi i gol peseranno, il gol doppio potrebbe pesare in caso di gol dell'Inter. Isai 6, una buona prestazione di Isai, ha giocato abbastanza bene, per me una sufficienza per Isai per me può andare. Manolas 7 perché il gol di testa di Costas Manolas, il terzo gol in stagione dopo aver punito a inizio campionato Juventus e Brescia, torna a segnare finalmente anche col Torino. Ci voleva il gol stasera di Costas Manolas, che era da un po' di tempo che secondo me da parecchie partite che meritava il gol, e stasera fortunatamente è riuscito a trovarlo con il gol del 2, con il gol del 1-0 che ha sbloccato la partita. Maximovic 6,5, una buona prestazione di Nicola Maximovic. Per me vedo giocare molto meglio Maximovic e Manolas che Koulibaly e Manolas, quindi per me la difesa sta giocando bene, a parte la distrazione nel finale che comunque ci può stare. Chiaramente eravamo già convinti di averla vinta, poi purtroppo è arrivato quel gol che magari era meglio non subire, però alla fine. Poi Fabian 7, ottima prestazione di Fabian Ruiz, sto rivedendo il Fabian Ruiz che volevo. Zielinski anche lui 7, ottima prestazione di Zielinski. Lobotka, seconda partita da titolare, un 6,5, non ha fatto molto male Stanislav Lobotka. Credo che chiaramente non abbia i 90 minuti perché non si è capito, probabilmente aveva i crampi, quindi è uscito e è entrato Allan, a cui non ho dato voto perché non è che ha fatto poi granché, non si è visto molto. Milik 6,5 perché comunque magari ha fatto una buona prestazione. Milik magari su quel tiro che gli è stato parato da Sirico la poteva un po' più angolare, tiro un po' forse troppo centrale. Insigne 7, buona grande prestazione di Lorenzo Insigne. Politano un 6,5 di Matteo Politano, ha tentato anche lo scavetto su quell'uscita di Sirico, gli è venuta male, peccato. E Mertens 7 solamente chiaramente per l'assist chiaramente al gol di Lorenzo, che ha prevalso questa vittoria per 2-1, altrimenti probabilmente questa partita sarebbe finita con la beffa di averla dominata 1-1.
Elmas non do voto perché è entrato giusto nel finale. Poi Mariani, l'arbitro, do 6 meno meno perché per vari motivi, perché probabilmente, per come la penso io, poteva cacciare qualche cartellino in più, e poi c'è un rigore clamoroso su Milik che chiaramente doveva essere dato, ma chiaramente non è neanche stato, non siamo neanche andati a vedere il VAR. Chiaramente appena è stato dato un rigore alla giornata scorsa, chiaramente era inevitabile che questa volta il rigore non venisse concesso al Napoli. E Gattuso poi 7, perché per me è la migliore prestazione questa di Ringhio Gattuso adesso sulla panchina del Napoli. Si ricomincia a vedere un gioco, si ricomincia a vedere un Napoli che sembra guarito, e io quindi questo voglio questo voglio che il Napoli dia continuità, che continui a giocare così, perché è importantissimo che il Napoli dia questa continuità, anche perché non possiamo permetterci di perdere altri punti come ne abbiamo già persi parecchi. Quindi poi voglio salutare 4 miei amici: Roberto, Vittorio, Adriano e Pietro, chiaramente 3 tifosi del Napoli, chiaramente Pietro no, è juventino, Vittorio, Adriano e Roberto, chiaramente 3 tifosissimi del Napoli. Poi voglio salutare il macellaio, il salumiere Pasquale Passalacqua, e il suo amico Rosario. Buonanotte ragazzi, e quindi ci vediamo. Quindi ragazzi, siamo in chiusura, lo sport è rispetto allo sport. Ci rivediamo con la partita con l'Inter se vinciamo, se no, altrimenti appuntamento a domenica col Verona, probabilmente partita a porte chiuse. Ovviamente auguro buona guarigione a tutti chiaramente i posti che sono stati colpiti da coronavirus. Anche qui purtroppo è arrivato, ci sono stati dei casi, mi dispiace molto. Mi auguro che si salvino tutte le persone, perché io chiaramente da sportivo condivido lo striscione che hanno messo in curva, segno di rispetto nei confronti del nord, perché noi siamo signori e non diciamo napoletani coronavirus. Quindi sport rispetto allo sport, ci vediamo, appuntamento a domenica, e sempre forza Napoli. Buonanotte, sempre forza Napoli, sempre forza